Ok ragazzi, ciao, siamo in diretta, 26 febbraio 2026. Vado anche su Instagram, datemi solo un secondo. Eccoci qua, siamo anche su Instagram. Perché faccio questa live oggi? Ho appena finito una consultazione con una persona che soffriva di ansia, sbandamenti, cervicalgia e ho pensato che la sua storia poteva ispirarvi. Questa consultazione è una consultazione che mi ha fatto capire che non sempre la meditazione può far bene subito all'inizio, a volte può addirittura portare ancora più controllo, ancora più iperallerta. Spero intanto che mi sentiate. Spero che qualcuno possa poi scrivere che l'audio si sente questa volta, perché ultimamente l'audio non sempre ha funzionato correttamente. Quindi vi stavo dicendo, non sempre la meditazione, soprattutto per quelle persone che non sono abituate a meditare e a lavorare su, di sé, o rimanere in silenzio senza fare nulla. Questo non è qualcosa di normale per molti, perché siamo in costante attivazione nel dover fare, fare, fare e raggiungere. Ora, se stai guardando questa diretta, anche se lo stai vedendo magari registrata, ti consiglio di sentire queste parole perché penso che ti aiuteranno a fare un po' di chiarezza su sintomi anche variegati, perché parlerò di sintomi, parlerò di radici dei sintomi che sono principalmente dei conflitti interiori, paure, e poi parlerò anche di dieta, di movimento, di quanto tempo impiegare nel giorno, secondo me, per risolvere una problematica del genere, quanto ho impiegato io per risolverla verso di me. È giusto ribadirlo che tutto quello che vi sto dicendo l'ho provato su di me. Quindi prima di arrivare a dirlo, fare quel lavoro che sto facendo, l'ho fatto su di me. Quindi parlerò poi anche di integratori e eventualmente sui medicinali. No, non sono un medico, sono un terapista, però vi do il mio parere su cosa secondo me è più giusto fare. Ovviamente ogni persona ha una storia diversa, ha dei sintomi diversi, però le caratteristiche dei sintomi neuroplastici sono sempre gli stessi. Quindi questa persona oggi è arrivata sui 50 anni e mi ha raccontato se soffriva di, questi sintomi che sono principalmente di tensione e rigidità al collo, instabilità, senso molta ansia che si è andata a progredire durante l'ultimo anno, ma soprattutto durante gli ultimi 2, 3 mesi, acufene e stanchezza muscolare, stanchezza, grande stanchezza. Ha tantissimo stress a lavoro, cioè fa un lavoro che nonostante gli arma sta creando veramente tanto stress, c'è molta pressione, nel suo lavoro. Lavoro da scrivania, quindi quando soffriamo di dolori cervicali, per dire, o comunque rigidità al collo, molte persone pensano che sia la postura il problema. Ma vi dico io al 100% che non è la postura. La postura può aggravare, può essere un aggravante, ma non è la postura. Quindi quello che, sta accadendo appunto è questo conflitto interiore. Quindi se c'è questo stress al lavoro molto potente, con un grande senso di responsabilità su quello che dobbiamo fare per l'azienda, per la compagnia. Poi magari arriviamo a casa e c'è anche una figlia e un figlio che magari non stanno bene per i loro problemi, perché adesso oggi i teenager, o comunque i giovani, anche più giovani di me, stanno soffrendo di tantissima ansia. Anche loro hanno i loro conflitti, a scuola, in università, alle superiori. Insomma, tutti questi conflitti vengono portati a casa, la persona, un adulto che ha dei figli, magari arriva ad avere delle grandi preoccupazioni non solo per il lavoro stesso, quindi in questo caso lavoro da scrivania d'ufficio, ma anche magari per un figlio o una figlia che già sta male dal punto di vista psicologico.
Quindi senso di ansia, senso di rigidità al collo. Queste problematiche stanno aumentando tantissimo negli ultimi anni. Infatti, parlo spesso su questo canale proprio perché ce n'è molto bisogno e secondo me ce n'è molto bisogno anche di non fare gli stessi errori che ho fatto io nel passato. I principali errori sono quelli di credere che un terapia manuale potesse, poi dare del beneficio. Quindi questa persona che ho visto sta seguendo fisioterapia con Tecar e Pompage. Vorrei parlare di questo, principalmente Tecar e Pompage sono degli attenuanti, lavorano sulla superficie, non sempre danno del sollievo, anzi secondo me non servono. La Tecar serve nelle situazioni acute di infiammazione e in questo caso stiamo parlando di una problematica che dura già da 4 mesi, quindi non c'è un'infiammazione acuta, ma c'è un problema cronico in questo caso. Quindi la Tecar, che ne ho fatta tantissima, altre problematiche che ho avuto non di cervicalgia, ma di pubalgia, ne ho fatte tantissime, a parte che hanno un costo abbastanza corposo, perché se non sbaglio costano sui 35 € a mezz'ora. Poi se servono, per carità, non è un problema, cioè per la salute uno dovrebbe, secondo me, spendere e investire. Se però poi, insomma, le cose possono dare del beneficio o comunque ad avere un beneficio a lungo termine. Quindi in questo caso la teca per la cervicalgia non serve. Si chiama algia che vuol dire dolore, ma non vuol dire che c'è un'infiammazione acuta dove dobbiamo usare la teca. Ora, secondo me molti dei professionisti usano la tecar perché può dare un beneficio immediato. Uno, il terapista non deve lavorare così tanto, è uno strumento che dà un effetto immediato, se funziona. Il problema è che poi non funziona, che magari dopo 1 settimana nuovamente tornano le tensioni. Il pompage, che è praticamente una sorta di manipolazione, okay, a livello della cervicale, dando sollievo, quindi allargando i muscoli e, anche le articolazioni dei dischi. Questa è un'altra cosa che viene fatta spesso, secondo me in modo sbagliato, perché una persona che soffre di cervicalgia non dovrebbe farsi toccare minimamente il collo, soprattutto se soffri di cervicalgia a livello cronico. Se soffri di cervicalgia a livello acuto, vuol dire che c'è stato un impatto, ad esempio un colpo di frusta, mi è capitato anche molto forte in Olanda, e poi ho chiesto a un fisioterapista di darmi una mano in quei momenti di, dolori acuti di cervicalgia. Son serviti, ma il mio problema non era cronico. Ora, la fisioterapia, per quanto mi riguarda, serve per istruire la persona a stare bene, dando degli strumenti. E oggi la fisioterapia è questo principalmente, almeno quella sui dolori cronici, è principalmente di educare. L'osteopata dovrebbe educare, come il fisioterapista, ma usa principalmente le mani. Quindi, secondo me, tutte queste visite, o comunque questi trattamenti, sono trattamenti che fanno, perdere tempo, a meno che il terapista non istruisce la persona, te in questo caso, a dire: "Okay, cosa posso fare se soffro di dolore?" 1, tranquillizzarti che questi dolori neuroplastici, che non sono solo causati, da eventuali traumi fisici, magari del passato, ma soprattutto emotivi. Quindi se soffri di cervicalgia, però soffri anche di ansia, soffri anche di irrequietezza, soffri anche di, insonnia, magari anche di dolori di stomaco. In questo momento non riesci a mangiare perché quando soffriamo di tanta ansia generalizzata non abbiamo appetito. Magari hai già fatto delle visite a questo punto dall'otorino, come è successo per questa persona, che giustamente se soffre di instabilità e pensi che ci sia un problema, all'orecchio, allora l'otorino è la persona più giusta da interpellare. Però se non si trova nulla, solitamente cosa succede? Che si danno dei farmaci. I farmaci sono farmaci mio-rilassanti, principalmente, che vanno a abbassare l'attivazione del sistema nervoso,
centrale, quindi hai un senso anche eventualmente di stanchezza, poca voglia di fare le cose. Ti senti scombussolato perché magari c'è un effetto collaterale anche di questi farmaci. Lo so che molti di voi non li vogliono prendere, io infatti non li voglio prendere. In certi casi possono aiutare, nei casi di grave depressione possono aiutare, soprattutto in quei casi in cui la persona non ha deciso o potrebbe decidere di togliersi la vita, e mi spiace tantissimo per queste situazioni, il farmaco lì potrebbe veramente dare una mano. Però, soprattutto quel farmaco dovrebbe essere dato dallo psichiatra, in quel caso. Ehm, ora questa non era la situazione di questa persona, ci sono tante cioè tanta, vedi quell'instabilità che noi sentiamo a livello della testa, se andiamo a trasmutarlo a livello emotivo, c'è una grande instabilità emotiva. E tutta questa preoccupazione che questa persona sentiva si è somatizzata nel corpo, attraverso tutti questi sintomi. Quindi, in questo caso il terapista o il medico dovrebbe tranquillizzare e dire: "Guarda, tutti questi sintomi, in base alla tua storia, sono assolutamente normali e non gravi, si chiamano sintomi neuroplastici, ci sono delle diagnosi chiare che possono essere fatte. Io sto aspettando il dottor Howard Schubiner che, mi scriva qualcosa via mail perché lo voglio portare molto nel mio podcast. Farò un'intervista con lui in inglese, poi spero che qualcuno di voi lo sappia l'inglese, altrimenti ci saranno dei sottotitoli, perché sarà uno dei primi medici che fa diagnosi di dolori neuroplastici. In Italia le persone di questo tipo sono rarissime, purtroppo, perché sono problematiche in cui molti medici non sono preparati, e quindi noi terapisti o coach dobbiamo smazzare un po' tutti i problemi. Se invece il problema arriva direttamente a essere risolto alla radice, all'inizio, dicendo: "Guarda, questi sintomi sono normalissimi". Tutta questa paura, questa preoccupazione che sentiamo addosso, creata da, in questo caso, stress lavoro, oppure, stress, a casa, in famiglia, perché c'è la figlia che non sta bene. Se chiaramente diciamo che quelle erano radici di tutti questi sintomi e non diamo più preoccupazioni ulteriori, già oltre quelle che già hai e che hanno le persone, dicendo: "Guarda che queste cose si risolvono in modo spontaneo". Okay, possiamo sì fare delle tecniche mente corpo di meditazione, ma principalmente il primo passo è tranquillizzarti che non c'è nulla di grave dentro di te. Ovvero tu potresti pensare che ci sono delle fitte fortissime dal collo che vanno fino alla nuca mentre che stai prendendo i panni nella lavatrice. Ci sta, senso di sbandamento molto acuto, ma questi sono fasi di riequilibrio del sistema nervoso dopo un grande periodo di stress, che vanno poi automaticamente a riequilibrarsi. Il nostro sistema nervoso è molto intelligente. Se i conflitti vengono risolti, almeno quelli del presente, e non ci sono radici ulteriori che vanno dal passato, quando dico radici ulteriori possono essere credenze limitanti, il senso di non essere mai abbastanza, di non fare le cose mai come in modo perfetto. Tutta questa responsabilità che ci mettiamo addosso ci arriva dal nostro modo di essere e dalla nostra identità, dal nostro carattere, che si è formato durante gli anni. Ora, se non vogliamo andare per forza nel passato e capire il perché e il per come siamo arrivati ad oggi ad avere questo carattere, lavoriamo almeno sul capire che questi sintomi sono normalissimi, non sono gravi e si risolvono con la pazienza e con la calma, senza dare ulteriore preoccupazione. Se questa è tutta una questione di ansia, okay, 1 non è tutta una questione di ansia, perché c'è comunque un effetto nel corpo, ma se tu ti preoccupi che c'è qualcosa di più importante, più grave, bisogna risolvere quella credenza, primo, perché non è, altrimenti non riuscirei a dormire la no. E ti dico già, i sintomi neuroplastici sono variegati e si risolvono normalmente attraverso l'infondere sicurezza al tuo corpo.
Sicurezza del tuo corpo vuol dire che la puoi fare in diversi modi. 1 con l'educazione, attraverso questi video. 2 attraverso la respirazione, per esempio. Cioè rimanere anche solo per 1 minuto, 2 minuti ad occhi chiusi e respirare, mettere una mano sul cuore e meditazione e mindfulness, stare attento al modo in cui stai respirando, al modo in cui sta battendo il cuore e lo senti. Possiamo farlo assieme. Facciamo questi 2, 3 minuti di meditazione insieme. Vediamo se i commenti sono attivi. Okay, comunque visto che è una diretta fate le domande che volete, sono qui per voi. Avrò una mezz'oretta ancora, quindi facciamo questi 2, 3 minuti di mindfulness e di meditazione, che è la cosa più basilare che possiamo fare. E questa solitamente io la faccio al mattino o la sera, o tutti e 2, okay? Mettiamo una mano sul cuore, chiudiamo gli occhi, facciamo un respiro 2 o 3 respiri profondi dal naso ed espiriamo come se dovessimo soffiare attraverso una cannuccia lentamente. Respiro dal naso nuovamente ed espiro lentamente dalla bocca nuovamente. E l'ultima. Ne abbiamo fatti 3. Rimaniamo ancora ad occhi chiusi. Notiamo in questo momento come il nostro cuore batte. Semplicemente notiamo il cuore che batte e porta consapevolezza anche al respiro. Lascialo andare, lascialo fluire. Nei secondi che passano ci saranno dei pensieri che arriveranno alla tua mente e di lì come delle nuvole che stanno viaggiando nel cielo. Questi pensieri sono assolutamente normali e andranno via da soli in modo spontaneo perché li stai osservando, non stai interagendo con questi pensieri. Rimani sempre connesso col cuore, nota l'intensità di questi battiti e nota quanto quanta frequenza c'è tra un battito e l'altro, quanta distanza. Non devi fare assolutamente nulla, se non notare questi battiti e la potenza del battito sulla tua mano. Ora immaginati di essere dentro questa bolla dorata, di colore quindi giallo, tu sei all'interno e questa bolla ti sta proteggendo da ogni negatività esterna. E questa bolla che sta praticamente riempiendoti, tu stai dentro questa bolla, ti abbraccia e si espande in tutte le direzioni, aumentando gradualmente secondo dopo secondo. Ad ogni respiro questa bolla diventa sempre più larga, sempre più protettrice e lascia adesso che si distenda verso il cielo, verso il basso, verso sinistra, verso destra. La circonferenza diventa sempre più grande e questo è un senso di protezione che hai, che ti stai infondendo, ti fa capire che il tuo corpo è protetto da ogni negatività. E adesso pian piano nota come anche il tuo corpo sta diventando più rilassato, secondo dopo secondo. Lascia andare ogni tensione alla fronte,
e lascia cadere la spalla sinistra e la spalla destra e immediatamente hai notato come queste spalle, queste tensioni si son liberate semplicemente perché ne eri cosciente. Rimani sempre ad occhi chiusi e lascia andare ogni tensione allo stomaco e libera la mano adesso dal cuore, posizionala sopra le tue gambe e lascia andare ogni tensione adesso alle gambe. Le lasci cadere attraverso la gravità verso il terreno e noti come la sedia ti sostiene, non devi fare assolutamente nulla se non rimanere presente nel respiro e farti guidare dalle mie parole. Lasciare il controllo vuol dire anche fidarsi, affidarsi alla vita, perché attraverso la pace e la fiducia il tuo corpo può finalmente dare un messaggio chiaro di riequilibrio. Okay, adesso inizia a muovere le dita delle mani e dei piedi e alla prossima espirazione puoi riaprire gli occhi. Okay, ci abbiamo messo qualche minuto. Prova a notare in questi minuti adesso che son passati, se mi hai seguito, come ti senti. Solo perché hai preso 3 minuti della tua giornata, 4 minuti della tua giornata per focalizzarti sul battito del cuore, sul respiro, su cose che hai sempre lì di fronte a te, a disposizione. E questi sono esercizi che dovrebbero essere guidati da ogni terapista, anche fisioterapista in questo caso. Secondo me questo ha molta più potenza, perché sono cose che tu puoi fare a casa la mattina, 5 minuti, e la sera 5 minuti, che danno almeno nel presente un messaggio di sicurezza nel tuo corpo. Non servono stretching, non servono rotazioni sinistra, destra, rinforzi muscolari, non servono ragazzi, perché il vostro collo non è che è debole, è semplicemente in protezione. Tutta la stanchezza che sentite non è perché c'è un problema a livello, perché è normale che se la persona non dorme, se tu non dormi, il tuo sistema nervoso è costantemente in attivazione e inizia a bruciare qualsiasi cosa perché pensa che sta correndo in una savana con degli leoni dietro, costantemente. Ovvio che poi c'è tantissima stanchezza. Quindi questa persona, insomma, sulla consulenza che avevo fatto oggi, è in questa fase che magari sono 4 mesi che è così. Ora, 4 mesi non sono 4 anni, sono sicuro che questa persona riuscirà a riequilibrarsi attraverso semplicemente caricare un po' di tensione, un po' di preoccupazione del presente, sia per la figlia che per il lavoro. Ci sono dei programmi per questo su internet che potete trovare, se non volete seguire i miei video, ci sono tantissimi terapisti che possono darvi una mano dal punto di vista di meditazione. Inizierei dalla mindfulness, quella sul respiro e sul battito cardiaco, 5 minuti la mattina, 5 minuti la sera. Questo dovrebbe già darvi un sollievo. In certi casi, quando la problematica è molto, molto, diciamo che va per un periodo di tempo molto lungo, parliamo dai 6 mesi in su, magari lì ci sono veramente dei circuiti neuronali appresi da tantissimi eventi passati, okay, non solo l'evento scatenante del presente che magari è il lavoro, magari è la figlia che sta male, questo e quell'altro.
magari ci sono tantissime credenze limitanti che stanno creando molta pressione. In questo caso lì ho sentito una credenza che era: "Non voglio fare esercizi al collo più di tanto perché rischio ho paura di farmi male, rischio di farmi ancora più male". Questo rischio di farmi ancora più male a livello cervicale, se è un qualcosa che non dovrebbe esistere, perché i dolori neuroplastici non sono causati da una problematica strutturale, lo dico sempre in ogni video, ma creati da una ipersensibilità del sistema nervoso. Quello che potrebbe farti male è magari veramente una manipolazione o eventualmente un pompage fatto male e uno stretching che viene fatto in modo molto intenso, quello potrebbe far male, ma non c'è nulla da rompere, perché il problema non è l'ernia, il problema non è la rettilizzazione della cervicale, il problema non è l'artrosi, okay? Se abbiamo 50 anni o 40 anni, abbiamo una marea già di artrosi, una marea già di ernie, possibilmente. Ma già all'età di 20 anni abbiamo già queste ernie, queste artrosi. Queste possono essere totalmente asintomatiche. È normale che se oggi facciamo una risonanza magnetica trovano sempre qualcosa a livello della cervicale e della lombare. A te poi a chiedere: "Ma questi dolori possono anche essere somatizzati dai miei traumi e i miei conflitti e i miei le mie preoccupazioni del momento? Sì, no?" E vi sfido a chiederlo ad ogni terapista lì fuori, ogni medico lì fuori che vi fa una diagnosi. Poi sta a voi anche capire che dove vi trovate. Cioè, se andate da che ne so, ci sono tanti medici informati che sono aperti, e tanti che non lo sono. Quindi sta anche a voi capire cos'è che potete prendere da quella persona. Quindi, se vi chiedono di fare una risonanza magnetica all'encefalo perché c'è un rischio che ci sia un tumore al cervello, okay, su una problematica di questo tipo mi sembra molto, 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 molto remota. Quindi io penso che molti dei medici, giustamente per lavarsene le mani, comunque per una precauzione in più, chiedono di fare una risonanza, ma vi dico già che noi fisioterapisti, io ho studiato fisioterapia, sono un terapista, non come dire un fisioterapista classico, perché non faccio fisioterapia classica, ma lavoro con la mente, con il corpo insieme, con lo spirito. Nella laurea di fisioterapia già ci dicevano i nostri professori: se non c'è nessun rischio chiaro che c'è una problematica grave secondo voi, non chiedete di fare una risonanza alla persona, perché la maggior parte di voi è già in ipervigilanza, è già super ansiosa e se la persona poi pensa che ci sia anche un'ernia che schiaccia un nervo e mi devo operare, pensa quanta la preoccupazione può aumentare quei sintomi. Infatti lì potete fare una prova del 9. La prova del 9 è questa: fatevi tutte le risonanze che volete e quando uscite da là, in base a come vi ha parlato il terapista o il medico, notate come vi sentite. E se notate che vi sentite ancora peggio, avete capito che c'è un chiaro collegamento tra le vostre emozioni negative e i vostri sintomi. Questo è un qualcosa di positivo, devo dirvi, perché vuol dire che non c'è una problematica grave. Se sapete che i vostri sintomi sono nati da un grande conflitto del passato, divorzio, un lutto, un periodo molto stressante, cosa dovete sapere di più in una risonanza magnetica? Cosa dovete sapere di più? C'è una rettilizzazione? Quella è normale che ci sia magari nei casi in cui ci sono delle grandi tensioni e rigidità al collo, è normalissimo. Cosa dobbiamo fare? Prendere lo scalpello e andare a modificare la cervicale attraverso manipolazioni, invece di pensare alla radice? Potete farlo. Vi dico già che è tempo perso, purtroppo. Purtroppo perché vorrei che magari attraverso una manipolazione ogni persona, risolvesse una problematica cronica di 4 anni. Per me ce ne sono voluti 5 di anni,
per risolvere la mia problematica e non vorrei che spendessi altri 5 anni tu per risolvere la tua problematica. Ecco perché son qui su YouTube. Quindi non c'è un rischio di farti male, non c'è da farsi male, okay, c'è essere consapevoli sul problema, sul conflitto, usare le tecniche, per esempio questo la respirazione consapevole, per esempio. E poi se non ti senti meglio, l'ansia diciamo non va giù, anche lì controllo sull'ansia, non c'è nulla da controllare sull'ansia. C'è da capire che non c'è un pericolo se senti le cose. Puoi sentirle e non essere in pericolo. Capisco che se c'è stato un attacco di panico, capisco la preoccupazione che arrivi un altro attacco di panico. Ma se arriva e comunque pensi che stia arrivando, questa è un'altra credenza limitante, dovresti avere degli strumenti che per prevedere questo attacco. Esempio, in un attacco di panico la respirazione può servire in certi casi. Molte persone la respirazione triggera solo un altro attacco, esempio la mia compagna che ne ha sofferto, ogni volta che, le dicevo di fare una respirazione andava ancora più in ansia. Quindi ogni persona c'ha il suo approccio, ecco perché non c'è una formula magica per tutti. Solitamente per gli attacchi di panico immergere il viso nell'acqua fredda può dare un sollievo, quindi una bacinella d'acqua fredda, andare in bagno, riempire il lavandino di acqua fredda ghiacciata, mettere il viso all'interno per 3, 4 secondi, 5 secondi, quindi sei anche in apnea tra l'altro che fa bene, questo può calmarti. Però anche qui stiamo lavorando sui sintomi, stiamo lavorando sulle foglie dell'albero, non le radici. Quindi possiamo fare tutta la meditazione che vogliamo, ma se quel conflitto interno è presente, non risolviamo il problema e il sintomo corporeo. Quindi dobbiamo andare a risolvere l'evento, il conflitto interno. Usando, nei miei casi, offro a disposizione il tapping EFT per l'evento, per gli eventi, la scrittura espressiva, per esempio, è quella più semplice se non mi segui, se non hai mai seguito il tapping. Scrittura espressiva, scrivi dell'evento, scrivi delle tue preoccupazioni, scrivi di quello che ti turba, non una volta. Stiamo facendo una scrittura espressiva che è una terapia vera e propria per almeno 3 settimane, per almeno 3 settimane. Scrivi, prenditi 20 minuti e scrivi. Però vedi, molte persone non vogliono prendersi 20 minuti, perché pensano di perdere tempo. Ho fatto una consulenza qualche giorno fa ad una persona che mi ha detto: "Alessio, io farei anche, la meditazione, però quando poi cerco di farla", non era una persona che sta seguendo il mio programma, infatti gli ho detto: "Non sei pronto, non iniziare neanche", perché m'ha detto: "Se inizi quando inizio a fare meditazione mi sembra di perder tempo". Okay, questa è una grave credenza limitante. Il fatto che tu senti di perdere tempo e non fai la meditazione, non fai neanche quei 3 minuti, come puoi pretendere di essere aiutato? Non c'è nessuno che ti può aiutare. Se non riesci neanche a stare tu 3 minuti del tuo tempo, della tua giornata, a respirare, a sentire il tuo battito cardiaco. Se il problema è il respiro, senti il tuo battito cardiaco. Semplicemente 3 minuti. Però se questo non lo fai e preferisci andare a farti fare una tecar o farti fare una manipolazione, questo è un gran problema. Ve lo dico, è un gran problema. Okay, quindi nella fase acuta, in questo caso quando il problema è sentito nel corpo ad alta intensità, molto probabilmente lì non stai vivendo una fase di conflitto, ma stai vivendo una fase di risoluzione del conflitto. Fate finta prendete la febbre come un aspetta, allora adesso ti rispondo. Perdere tempo, ma nemmeno ci dovresti pensare. Esatto Alessia, assolutamente. Poi hai anche scritto movimento e respirazione consapevole, grazie. Però qualcuno pensa che stanno perdendo tempo. Lo so, molti di voi non la pensano così, perché se siete qua mi conoscete magari già dalle mie meditazioni su YouTube e so che molti di voi le fanno e hanno dei benefici, però vi voglio anche invitare
a non solo fare le meditazioni, ma anche essere consapevoli delle radici dei vostri sintomi, pensando a magari a quando è nato il sintomo, che periodo era, cosa è successo. E attraverso la scrittura espressiva, per esempio, potete andare a elaborare quello che è successo. Con un terapista, con un coach, magari questo è più facile, però si può fare da solo, non c'è bisogno di necessariamente una persona di fronte a voi che vi dica per filo e per segno cosa fare. Si può fare, io l'ho fatto da solo, okay, e non ho dovuto neanche fare scrittura espressiva nel mio caso, con la cervicalgia. Perché avevo capito qual era il conflitto, avevo capito il problema, sapevo il mio problema è che stavo cercando ancora di trovare la soluzione fisica e quindi continuavo a fare i massaggi, continuavo ad andare dall'osteopata, continuavo ad andare dal fisioterapista, continuavo a fare gli esercizi di yoga per il collo, invece di pensare: "Ma io posso anche lasciarmene andare, posso anche sbattermene le responsabilità che mi stavo mettendo addosso a lavoro". Infatti poi l'ho lasciato quel lavoro. Più nella scrivania di quel lavoro là. Per le persone che pensano che è la scrivania che crea il problema, io vi dico che non è il problema la scrivania, è il lavoro che fate, il conflitto interiore che avete. Io posso stare nella scrivania 10 ore adesso, con il collo che non fa male, e prima però facevo 6 ore, 4 ore magari, e avevo una tensione enorme nel collo. Okay. Stavo parlando della febbre, della fase, di riequilibrio del sistema. Quando avete dei sintomi molto intensi e voi pensate: "Ma cosa è successo oggi che non va? Cosa ho pensato? Qual è la credenza?" Magari quel lavoro lì non vi porta da nessuna parte, perché vi porta forse anche più ansia, no, perché se non è chiaro che, non è in quel giorno che state pensando a qualcosa che vi preoccupa, ma magari era 2, 3 giorni fa, perché appunto come nella febbre, quando ci sono delle problematiche a livello interno, non è che subito arriva la febbre, arriva prima l'infiammazione causata eventualmente da un virus, per esempio, e poi lì il sistema nervoso capisce che c'è un'invasione, che c'è un problema e crea quindi un innalzamento della temperatura del corpo, chiamata febbre in questo caso. La stessa cosa succede nel sintomo persistente. Se io sento cervicalgia, tensione alla cervicale, rigidità, può essere che non è proprio quel giorno che è successo qualcosa, ma magari 2, 3 giorni prima, okay? E questo dovrebbe essere sempre più chiaro, perché inizierei a fare questi collegamenti e questi collegamenti ti tranquillizzeranno che non hai nulla nel collo che non va bene, che non hai nulla nella schiena che non va bene, non hai nulla nei nervi della lombare che non vanno bene, se soffri di sciatalgia per esempio. Quante persone ho sentito di la sciatalgia che hanno questo incubo che si devono operare. Ma non è vero, non è così. Nella maggior parte delle problematiche non c'è nulla da fare, perché queste son contrazioni che possono anche andare a comprimere eventualmente i nervi e i muscoli, che poi creano quindi anche sintomi di intorpidimento, sintomi, di tensione, sintomi di mancato tatto in parti del corpo, okay, ma nella maggior parte dei casi non c'è nulla da operare, okay. Quindi non c'è il rischio di farti male. Inizia gradualmente a fare le tue attività fisiche. Hai fatto le tue diagnosi, non c'è nulla di grave, inizia piano piano, anche con dolore, a fare le attività fisiche. Fisico devo dire, anche una camminata va bene. Se tu dici: "Io non riesco neanche a fare il giro dell'isolato", esci di casa, fai 100 metri o fai 10 metri e ritorni a casa. Quello è già un qualcosa. Il corpo deve iniziare come se stessi, ritornando a usare la bicicletta da bambino o da bambina. Quanto ci hai messo a imparare a andare in bici senza rotelle? Quanto ci hai messo? Tante cioè hai fatto tanti tentativi. Ecco, la neuroplasticità è stata utilissima per te, in quel caso, per imparare ad andare in bici, o per imparare una nuova lingua, o per fare il lavoro che stai facendo. Quanto tempo ci hai messo? Lo stessa cosa il sintomo. Per il sintomo cronico neuroplastico, lui si adatterà in base agli input che gli dai tu, okay. C'è una domanda di Rita
Ciao Rita, sempre carissima, sei sempre presente. Ciao Alessio, nel dolore neuroplastico i sintomi quindi si possono spostare da una parte all'altra del corpo. Io noto che almeno per me è così. Assolutamente questo è un indizio. Se andate sul mio sito web venezianotherapy.com, tra l'altro lo potete vedere anche dal QR code che vedete qui in alto a sinistra o a destra. Entrate nel mio sito, c'è un test da fare, l'autovalutazione. Quel test è stato ideato dal dottor Howard Schubiner, che ha scritto quel bellissimo libro, vabbè qualcuno di voi sicuramente l'ha letto, Howard Schubiner, libro, "Disimpara il tuo dolore". Questo è in inglese però, perché Howard Schubiner è americano. "Disimpara il tuo dolore, unlearn your pain". Quindi stiamo parlando di neuroplasticità, nulla a che vedere con un danneggiamento ai nervi, nulla a che vedere con un problema di tipo neuropatico classico, per esempio una lacerazione ai nervi, un problema di alterazione dei segnali dei nervi. Non c'è, anzi i vostri nervi funzionano super bene, forse troppo. Fatto elettromiografia facciale più risonanza testa collo, ma nulla di grave. Eppure da 1 anno sto con questo malessere. Mi spiace, si chiamano dolori neuroplastici, okay, possono durare anche più di 1 anno, ma questo non ti dovrebbe far paura, dovrebbe anzi dire: "Ho fatto l'elettromiografia facciale, ho fatto la risonanza, testa e collo per capire che non ci siano dei tumori o qualcosa di grave. Va bene, meglio così. Cosa volevamo trovare? Meglio così." Facciamo un respiro di sollievo e capiamo che attraverso la neuroplasticità il nostro corpo può ritornare pian piano a stare bene. Okay, tensione e dolore. Come? Meditazioni, andando a fare tanta introspezione sulle nostre credenze. Che credenza hai Freedom 4142? Hai credenza che ci sia un danneggiamento del tuo cervicale? Quella è una credenza limitante, non ci sono dei dati per questo. La maggior parte dei dolori sono le emozioni negative, che sono perpetuate costantemente, non riusciamo neanche a pensare ai nostri obiettivi. Quante volte chiedo alle persone che seguo: "Cos'è che vuoi fare? Vuoi ritornare a camminare? Vuoi ritornare a correre? Chiudi gli occhi, prova a pensare che stai correndo. Riesci a vederti correre? Non lo riesci neanche a visualizzare, hai perso quella totale visualizzazione. Possiamo iniziare a già visualizzare che tu stai bene oggi. È vero, ci son dei conflitti, de qualcosa che è successo nel passato, ma non perdete la speranza, no, c'è sempre quella fiducia e se non ce l'avete in voi, dovreste averla in qualcosa di più grande di voi, perché fate parte di quella cosa lì, per esempio Dio, l'universo, fate parte di quella cosa lì. Molti cristiani credono e poi soffrono di dolori persistenti e immediatamente: "Ah, Dio non esiste più." Okay. Quindi andiamo verso la fine, stanno passando molti minuti, quindi parliamo di dieta e movimento. Movimento ve l'ho già detto, deve essere graduale, ma ci deve essere, non dovete aspettare nessuno che vi dica cosa dovete fare. Iniziate semplicemente da una camminata e nella camminata se soffrite di sbandamento, okay, prendete dei metri, dici: "Ho fatto 50 metri oggi, va benissimo. Ho fatto 100 metri oggi, va benissimo." Rimanete quei 100 metri. "Ho fatto 5 squat oggi, piegamento sulle gambe." Va benissimo, domani ne faccio 5, dopodomani ne faccio altri 5. Iniziate dallo 0, okay, non aspettate il fisioterapista, il terapista di turno che vi dica cosa dovete fare. Fatelo in modo graduale, però fatelo. Fate qualcosa e rimanete positivi che la vostra problematica è risolvibile al 100%, 100%. Okay, non è una diagnosi questa, okay, ci sta che certi di voi avranno bisogno di fare una risonanza e fare un esame specifico, quindi questo non vuol dire non andare dal medico, ci mancherebbe,
Ma se siete qui e avete problemi da 3 anni, 2 anni, 1 anno, 4 anni, 5 anni, se c'era qualcosa di grave, non sareste qui, molto probabilmente. Okay, quindi dieta. La dieta anche lì, molte persone cambiano la dieta, io l'ho cambiata tante volte, ho fatto quella carnivora, ho fatto quella vegetariana, ho fatto quella vegana, gluten free, ho fatto quella paleo, le ho fatte tutte ragazzi. E la carnivora è stata la più difficile da che io abbia fatto. Non so se l'avete mai fatto una dieta carnivora. Questa l'avevo fatta per i sintomi di psoriasi, perché pensavo che attraverso l'eliminazione dei carboidrati potevo andare a curare una problematica di questo tipo. Perché mi ero informato, che ho letto qualche libro, poi non lo raccomando a nessuno, una dieta carnivora come l'ho fatta io, perché la mia dieta carnivora era solo carne, 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 com'è giusto che sia una dieta carnivora, ma non c'erano verdure e quindi sono andato anche in costipazione dopo 20 giorni, molta costipazione. Però l'ho fatta, so che non la devo rifare, e va ben così. Non ho avuto nessun beneficio se non i primi 2, 3, 4 giorni di placebo, perché vi ricordo che ogni terapia ha un placebo. Comunque la dieta c'è una dieta antinfiammatoria che tutti dovremmo seguire, ma non c'è un particolare modo per seguirla. Il riequilibrio può arrivare dalla dieta, ma principalmente arriva dalle emozioni, dal mindset, dalle credenze, dallo stress. Io posso avere una usare, cioè andare a, intraprendere una dieta super sporca, okay, McDonald's, ma se non ho preoccupazioni, non mi turba così tanto quella dieta, ovviamente. Ma tutte le persone oggi nel 2026 sanno cosa vuol dire dieta equilibrata. Tutti, soprattutto noi italiani che mangiamo abbastanza bene. E ve lo dico perché ho vissuto in tanti paesi e noi mangiamo abbastanza bene. Okay, mangiamo tanta pasta e tanto pane, sì, ma non è lo stesso pane che mangiano in Australia e non è lo stesso pane che mangiano in Olanda, okay? Poi ogni paese dice che il proprio pane è il migliore, esempio in Belgio o in Francia dicono: "Oh, il nostro pane è il migliore", poi in Austria: "Il nostro pane è il migliore", Germania stessa cosa. Comunque no, i paesi del nord soprattutto hanno questa cosa che il loro pane è il migliore, però va ben così. Non lo credo, secondo me il miglior pane è quello del Sud Italia, ecco. Per quanto mi riguarda. Poi, miei pareri, Sud Italia, poi ho origini siciliane, quindi posso dirvi che magari sono di parte. Quindi dieta può aggravare, ma non è la risoluzione, perché il problema non è il corpo, è l'emozione, è il trauma emotivo, è il conflitto interiore. Movimento graduale, tempo da impiegare nel giorno, inizierei già dai 5, 10 minuti al mattino di meditazione, 5, 10 minuti al pomeriggio di meditazione, movimento fisico. Quanto tempo ti vorrei prendere per te? 1 oretta, 1 oretta nel giorno, totale. Poi se seguite Neurobalance, lo dico la stessa cosa anche a loro, non vuol dire che se seguite un programma come il mio dovete dedicarvi di più. La differenza è che avete magari qualcuno che vi segue, rispetto a fare tutto da voi. Non mi chiedete cosa c'è da fare, perché altrimenti non avrei fatto il percorso, non avrei ideato il percorso. Spero di darvi queste informazioni in modo gratuito a voi che siete lì su YouTube, però vi dovete cercare voi video che secondo voi, insomma, vi danno più aiuto. Non mi chiedete: "Ah, vedi questo video, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto", perché se no forse è più utile entrare direttamente nel percorso Neurobalance, okay? Non sto cercando di vendervi niente, è solo per veramente non complicarvi la vita. Molti delle persone che son ritrovate a stare bene non hanno neanche fatto il percorso, hanno solo visto i miei video su YouTube. Quindi ne ho fatti, boh, non so, forse più di 600 video in 3 anni. Guardateveli, guardate magari gli ultimi, sono sicuro che gli ultimi sono i più ben fatti, anche delle meditazioni. Guardatevene una cinquantina, vedete
come vi trovate, prendete quello che potete prendere. Ci sono delle live ogni tanto che faccio settimanali, se riuscite a entrare sono contento, altrimenti mettete un commento, cerco di rispondere. La maggior parte non riesco a rispondere perché siete tanti adesso. Tra l'altro vi ringrazio perché abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti sul canale, ehm, ed è un buon obiettivo, son soddisfatto. Al di là dei numeri, sono soddisfatto delle persone che mi dicono che veramente hanno un aiuto, stanno migliorando con queste parole. Quindi integratori e poi chiudo e siamo arrivati a 1 ora praticamente. Negli integratori non ci sono integratori che migliorano il dolore cronico, perché non lo curano, okay, stessa cosa della dieta, quindi se la dieta è equilibrata non ce n'è bisogno dell'integratore. Quello che ho scritto anche nel mio libro, Il potere della consapevolezza, erano 3 integratori principalmente: magnesio a livello cutaneo, ci sono degli spray al magnesio. Perché? Perché a livello di digestione molte persone fanno fatica, soprattutto per voi che soffrite di dolori persistenti, magari avete anche, problematiche digestive, quindi il magnesio potrebbe dare problematiche. Quindi lo spray al magnesio lo trovate anche su Amazon e da qualche parte, non lo vendo io, quindi lo dovreste trovare voi, e può aiutare per abbassare i livelli di intensità, i livelli di allerta del sistema nervoso. Dà un sollievo muscolare diciamo, superficiale però comunque. Poi secondo è la vitamina D, questo però è importante su questo aspetto della vitamina fare un'analisi del sangue, da farvela e capire se siete in insufficienza. In Italia purtroppo ci sono dei livelli minimi secondo me assurdi, sono più bassi secondo me della media europea, okay, però rimanete nei livelli diciamo standard. E questo qual è il livello standard? Non ricordo precisamente adesso, 50, dai 50 ai 100, non ricordo l'unità di misura, okay, però questo si vede subito. Fate un'analisi, vedete se siete carenti di vitamina D e la integrate. Anche se pensate che non ne avete bisogno, fatevi questi esami di vitamina D, che tra l'altro dovremmo avere anche avuto una grande lezione dal 2021 con la pandemia su questo. E l'ultima, che c'è scritto anche nel mio libro, il cacao cerimoniale. In questo caso è quello della mia compagna Sharon, che ha ricco di magnesio. Usate il cacao cerimoniale, non avete bisogno poi del magnesio con lo spray. Potete scrivere cacao cerimoniale di Herbal Cacao, quella è la compagnia della mia ragazza. Va bene, penso di avervi detto un po' tutto. Grazie per essere stati qua ragazzi. Sono le 18:18, double hour, doppia ora. Non so se voi credete nelle doppie ore, io assolutamente sì. Non sono coincidenze secondo me, soprattutto se ne vedete tante volte nel giorno. Io ho sempre pensato che c'era una sorta di allineamento con il mio angelo custode che mi protegge, mi dice: "Guarda, stai facendo le cose nel modo giusto." Mi dà fiducia insomma vedere la doppia ora. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima live. Penso che stasera è uscita un'altra meditazione, quindi fatemi sapere cosa ne pensate e nella prossima live magari ne parliamo. A tutti, ciao.